che giornata meravigliosa. Ah, Whisky, vieni con noi? Ci ha visto Whisky. Non so se viene perché abbiamo tabù. E intanto a Valformica procedono i lavori. Che roba grande che è venuta su, eh? Whisky, vieni in passeggiata? Ciao, fai un saluto, vieni. Ciao. Ciao piccolo. Bello, ciao amore, ciao. Lui è la mascotte di Valformica. Le conosce meglio di noi le montagne. L'allegra combricola. Raga, giornata bellissima e altra si è spolata. È probabilmente l'ultima dell'anno. Ne abbiamo approfittato quindi a venire qui in Valformica, che è un posto bellissimo, e oggi ce la godiamo tutta. Nell'ultima settimana si sono iscritti tantissimi nuovi che salutiamo e benvenuti sul canale. Probabilmente voi, questo è il primo video che vedrete dopo essere iscritti, per cui ci presentiamo, siamo Andrea e Susanna E siamo dei camminatori. e proviamo a essere dei camminatori, vi portiamo in giro per le montagne, facciamo un po' di turismo per quel che si può fare. Fatevi un giro sul canale e guardate altri video. Era già pieno, ci ho infilato tutto il piumino dentro. Deve essere una giornata bella fortunata perché c'è anche Whisky! È la prima volta che ci segue in passeggiata. Questo è un posto dove veniamo spesso sia d'estate che d'inverno. Adesso vi portiamo su una cima molto bella che è il Mandriolo e c'è un panorama meraviglioso. Bravo, stai qui, fai vedere che sei bravo. Ottimo. Terra e stop. Ecco, facciamo vedere che sei un cagnetto bello educatino, bravo. Questa è una bellissima passeggiata che consiglio a tutti e noi la facciamo sempre l'ultimo dell'anno. È un po' un rito. Andiamo sempre sul Mandariolo. È veramente bello. Oggi recuperiamo perché quest'ultimo dell'anno non l'abbiamo fatta. Sì. È stata la prima volta dopo tanti anni che non l'abbiamo fatta. È il cielo che mi piace riprendere, far foto. Porta Manazzo coperta dalla neve in estate è ottima base per uno stop, per mangiare un po' di formaggio e salame e bere un po' di vino. Che meraviglia ragazzi, speriamo solo che non cambi il tempo perché c'è un nuvolone nero qua. Quanto sarà alta qua la neve? Più di 1 metro. Se si pensa quanto è compatta saranno stati anche 3-4 metri. Nei prossimi giorni è messa neve, infatti, vedi, si sta... Ancora? Io, yes, caro. Mamma mia. Sì, quest'anno ne viene. Quest'anno proprio... Io sono innamorata proprio di questo pezzo, il boschetto, è bellissimo. Che Però là pace, siamo già alti. Che pace ragazzi. Sì, Bello. è una meraviglia qua. Mi stavo godendo il silenzio. Susa, allora che ne dici? Da che parte andiamo? Andiamo su di là e poi facciamo il sentiero o andiamo dritti a bomba di qua? Io farei il sentiero, che è tanto bello farlo vedere. È più bello da far vedere, Sì, il sentierino. Ok. Decisamente. Questo è un punto bellissimo. È lunare. Dune di neve. Noi faremo vedere dei passaggi belli. Abbiamo scelto il sentiero un pochino più difficile con la neve, un pochino più lungo, però lassù ci sono dei passaggi troppo belli. Inizio già a sentirla. Ragazzi, ci siamo, 10 metri di terrore puro. Proprio ripidi. Oh, però bisogna, ieri sono fatto 8 ore seduto in studio, per cui oggi serviva proprio una camminata così. Sì, fai un po' a zig zag che aiuta. Sì, aiuta infatti. Si vede tutta la bocchetta là.
ma delle luci. Andiamo. Ok, e abbiamo raggiunto il sentiero che è l'alta via degli altipiani. Qui si va meglio perché è stato un po' battuto, eccolo qua. E adesso da qui entriamo su di là e andiamo dritti così. Nuvoletta, stai là. Mamma mia com'è nera. Speriamo bene. Speriamo di riuscire a farlo senza che cambi troppo il tempo. Tanto quello è il Portule, bello illuminato, e questo sentiero arriva fin là. Facci Malarici, poi Portule, poi da Portule si prosegue e via. Andiamo Susa, dai che il peggio è fatto. Mi aspetti? Bisogna incastrarsi bene. Copriti il collo. Sai cosa? Che tira qua, Mi prendo lo scaldacollo. Non si vede molto perché c'è la neve, però c'è questo segno che ci aiuta. Comunque noi lo conosciamo a memoria. È scomparso il sentiero. Si vede una minima traccia, eccolo qua, e questa parte qui. Non fate come noi, non avventuratevi in questi casi. Ho visto che si poteva fare, altrimenti ero già tornato indietro. Però solo perché lo conoscevo, perché per qualche metro l'abbiamo perso. Wow. Oh, incredibile, eh? Ho detto tabù whisky dietro. Guardate. Tutti e due appaiati dietro, bravissimi. Si è congelata la mandibola. Non riesco neanche a parlare. È un gelo cane. Scusate, non volevo offendere. Ok, dai, siamo quasi alla cima. Beh dai, non ci abbiamo messo tanto. Pensavo peggio facendo il vlog. Invece siamo stati veloci. Che neve bella. Eccoci. Arrivati, Cici. Oh, che tega. Another one. Te la do io la tega qua. Bravo, bravo Whisky, bravo Tabù. Bravi tutti, siamo arrivati alla meta. Bravo Whisky, che tega il nasino. Oh, grazie del bacino, grazie. Tutti che mi baciano oggi. Amore. È bello, Whisky. Grazie Whisky. Il momento più bello, operazione Thermos. Ah, tu speri che io l'abbia preso? Se ti dico che l'ho dimenticato? No. Paura. C'è un termos caldo, Sì, Susa? sì, è a 53 gradi ancora. Oh, sapete come ci sta ora qua che fa un freddo cane? Per fortuna non tira il vento. 53. 53 gradi. Si vede? Eccoli. Loro vengono sempre perché si prendono qualcosa da mangiare. Guardate quanti sono. Che meraviglia. Che belli. Cioè, oggi possiamo dire che siamo solo noi e loro qua su in cima. E poi appena andiamo via vengono qua e si beccano tutte le briciole di quello che lasciamo. Sono furbi, eh? Sì. Ormai hanno imparato benissimo. Mangiato, bevuto, tè caldo, buonissimo. Anche gli animaletti hanno mangiato e bevuto. Sì, abbiamo mangiato tutti. Mangiato e bevuto, quindi siamo a posto. Ci guardiamo un po' il panorama e poi torniamo giù per la solita, per cui vi salutiamo qua. Ecco. Qui ci stai ancora un po'. Beh, intanto qua, guardiamo il panorama. Infatti. Stiamo ancora? 5 minuti? Io direi di sì. Insomma, fa un po' freddo, però non tira vento. No, per cui... è la prima volta che arriviamo qui a Mandarioli e non tira vento, perché ragazzi di solito qua tira sempre vento. Infatti, no, conviene godersela ancora un attimo. Sì. Ma che ore sono? Ho perso la cognizione del tempo. Aspetta, se aspetti un secondo. Hai perso tante cognizioni, sai, amore mio. Vuoi fare il simpaticone? 14:29. Prestissimo. Abbiamo fatto veloci. Ti ho detto che siamo saliti velocemente. Stanno congelando le dita qua. Più velocemente del solito. Che bello che sei. Bello. Vi faccio vedere che panorama che si vede da qua. I laghi di Levico e Caldonazzo. Che bel panorama, eh. Aspettate che metto l'inquadratura più stretta.
e voilà, tutta la valle, tutta la valle. Ecco qua, che bello. Qua c'è un sentiero d'estate che è meraviglioso, lo faremo insieme, vedrete che bello che è, che ci porta fino a Spitzberle. Sì. Però noi lo diamo sempre per scontato, non l'abbiamo detto, però siamo sull'altopiano di Asiago, dove noi siamo per il 99% delle volte in questo periodo, per forza, e quindi in cima a Mandriolo sull'altopiano di Asiago, in Veneto. Un posto bellissimo, quando potrete venite a vederlo. Oh, è un paradiso qua, ragazzi. Sì. Intanto noi siamo fortunati, diciamo, è il nostro paradiso, però Sì. vorremmo condividerlo con tutti voi, che sia il paradiso di tutti, perché qua è un posto straordinario. Il video finisce qui, vi salutiamo, ricordatevi, iscrivetevi al canale, fateci compagnia e ci vediamo presto. Ciao! Seguiteci sempre, ciao! Ande Susa, mi raccomando, ciao ciao! Siamo scesi giù di fretta perché sennò ci trovavano ibernati, anzi no, ibermorti. Ciao! Come siamo messi?